e reso operativo con l'entrata in vigore del DPCM 8 gennaio 2015, come ogni cambiamento di competenza, necessita di congrui margini di tempo per l'assestamento degli uffici. Nella fattispecie, gli uffici periferici della motorizzazione si trovano a dover affrontare nuove funzioni a risorse invariate, in quanto non vi è stata la possibilità di procedere al contestuale trasferimento delle risorse umane impiegate presso le province e dedicate a tali funzioni. Ovviamente, le difficoltà emerse riguardano anche gli uffici della motorizzazione della Regione Sardegna. Segnalo in primo luogo che l'accordo Stato-Città-Autonomie Locali del 23 aprile 2015 ha previsto un periodo transitorio di 6 mesi, non per mantenere in tale lasso temporale la competenza nella materia in capo alle province, ma per consentire la conclusione della fase istruttoria dei procedimenti già avviati dalle province medesime alla data di pubblicazione del citato DPCM. La competenza ad adottare il provvedimento finale, seppur sulla scorta delle predette istruttorie, è comunque passata agli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in base alla menzionata normativa. In ordine agli interventi del Ministero per risolvere le evidenziate criticità, occorre precisare che già con la circolare numero 2 del 2015 le prime indicazioni sono state quelle dirette a gestire le nuove competenze in un'ottica di massima flessibilità organizzativa degli uffici periferici. Si è infatti previsto che la istruttoria delle domande di iscrizione all'albo sarà svolta sotto il profilo operativo e, se necessario al buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso la migliore strutturazione organizzativa individuata dalla singola direzione generale territoriale sulla scorta delle specifiche risorse disponibili. Tale facoltà consente di sfruttare al meglio le professionalità diversamente esistenti nei vari uffici sul territorio. Un ulteriore indirizzo fornito è incentrato su un forte ricorso agli strumenti di autocertificazione e di promozione della semplificazione amministrativa, per i quali sono stati forniti prontamente una prima serie di moduli standardizzati utilizzabili per la produzione delle domande e, successivamente, la circolare numero 4 2015 del 24 luglio 2015 ha previsto un altro stock di modelli corrispondenti alle varie esigenze di modifica della situazione delle imprese interessate o di comunicazione di informazioni obbligatorie, i quali faciliteranno gli adempimenti dell'utenza e degli stessi uffici anche grazie alla standardizzazione. Nel contempo si sta lavorando per consentire una gestione delle pratiche con il più ampio ausilio delle risorse informatiche. Per quanto riguarda la disponibilità di risorse umane, considerati i tempi e la complessità delle procedure previste dalla normativa in materia di mobilità del personale, è in corso l'iter per l'acquisizione in comando di 14 unità di personale dei ruoli delle province già coinvolti presso tali enti nell'attività concernente le funzioni ora trasferite. Tali unità di personale verranno assegnate alle direzioni generali territoriali secondo priorità dettate dalla situazione concreta esistente sul territorio. Si sta inoltre valutando la possibilità di ricorrere all'utilizzo temporaneo di personale del Ministero Infrastrutture e Trasporti attraverso l'istituto della missione, con particolare riguardo agli uffici della Regione Sardegna. È chiaro che l'assegnazione di personale comandato, ovvero di invio in missione di personale dello stesso Ministero Infrastrutture e Trasporti, presso uffici aventi bisogno di sostegno, comporterà in concreto una sorta di formazione in costanza di lavoro, di cui potranno beneficiare gli impiegati degli uffici periferici che hanno ereditato le nuove competenze, i quali risulteranno nei fatti affiancati dal predetto personale integrativo, almeno in parte esperto della materia. In materia di revisione di veicoli a motore, faccio presente che la circolazione in ambito nazionale di un veicolo industriale oltre il mese di scadenza della revisione è espressamente prevista dalle norme che regolamentano la revisione generale dei veicoli a motore, qualora la prenotazione dell'operazione di revisione annuale sia stata regolarmente effettuata entro i termini di scadenza della revisione medesima. Quanto alle criticità operative,
dovute essenzialmente a carenza di personale. È stata prevista una razionalizzazione delle risorse umane e la individuazione di una task force di operatori per attività di supporto in casi di particolari emergenze. Ed infatti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonostante il decennale blocco del turnover, continua ad offrire i medesimi servizi all'utenza, ricercando livelli di qualità sempre maggiori, sia attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili che con l'adozione di procedure di semplificazione. Ricordo in proposito l'adozione della Strong Authentication, cioè l'autenticazione a 2 fattori, e della firma digitale remota per il rilascio dei certificati di revisione, finalizzata a qualificare ulteriormente l'attività di revisione dei veicoli a motori senza influire sulla operatività. Infatti, il numero delle revisioni effettuate nel periodo marzo-luglio 2015, cioè da quando è operativa la suddetta procedura, è sostanzialmente in linea con quello dello stesso periodo dell'anno 2014. La ringrazio, Sottosegretario. L'onorevole Vallascas ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego, onorevole Vallascas. Grazie Presidente. Ricordo che il settore dell'autotrasporto è tra quelli che maggiormente hanno sofferto le conseguenze devastanti della crisi economica. Se l'economia rallenta, i primi a fermarsi sono proprio gli autotrasportatori, che possono essere considerati uno specchio dell'andamento del nostro sistema produttivo. Le dimensioni della crisi che ha subito il settore sono drammatiche. Tra il 2009 e il 2014, in 5 anni, hanno chiuso i battenti 15.275 aziende dell'autotrasporto, il 13,3% in meno. Le aziende che sono rimaste sul mercato sono 99.802, di queste ben il 61,7% è rappresentato dal comparto artigiano. Si tratta di aziende tra le più colpite nel quinquennio precedente, con un meno 20% di autotrasportatori sul mercato. Di fronte a questi dati ci saremmo aspettati dal Governo maggiore attenzione e sostegno nei confronti della piccola e media impresa e della grande tradizione artigiana del nostro Paese, che rappresenta l'ossatura portante dell'economia italiana. Viceversa, si continuano a produrre provvedimenti che rendono sempre più difficile fare impresa in Italia.